Il castello di Toppo è un maniero sito su un'altura alle falde del monte Ciavolei. I resti di questo antico castello dominano sul borgo omonimo di Toppo, in provincia di Pordenone, tra i fiumi Cosa e Meduna. Fa parte dei nuclei dei sistemi difensivi nel periodo feudale dell'area pedemontana del Friuli occidentale, facendo parte dell'antica via di transito sita nei pressi dell'importante guado sul fiume Meduna. Toppo è la prova di come fosse un antico castello medievale originale. Secondo la tradizione, il castello di Toppo è stato fondato dai Longobardi e in esso avrebbe abitato Anfrido, colui che invase e si impadronì del Friuli durante l'assenza del duca Rodoaldo, quando Orsino di Toppo ricoprì la carica di Dapifero. Significato: chi porta cibo, in particolare chi porta il cibo ai cardinali in conclave, dal patriarca di Aquileia Godofredo. Nel 1220 Pandolfo e Alberto di Toppo cedettero il castello e il dominio a ramo della famiglia Ragogna-Pinzano. Pinzano si trasferisce a Toppo e ne prende il nome, abbandonando il suo. Sul finire del XIII secolo, per ragioni ignote, il castello torna agli antichi proprietari. Nel 1202 Tommaso di Toppo ne vende parte ai signori di Suffenbergo. Nel 1314 il conte di Gorizia tolse il castello a Uotelpoldo di Toppo per aver arrecato danno a Auderico di Scotto, signore di Montereale. Tommaso di Toppo finì in prigione, mentre gli antichi signori di Ragogna si trasferirono a Udine. La Serenissima nel 1426 vende la quarta parte di Toppo ai conti di Porcia per motivi sconosciuti. Nel 1567 un documento lo descrive già come un castello in rovina, i cui materiali sono messi in vendita. I Toppo si trasferiscono in un palazzo sottostante. Nel 1900, dopo la morte del conte Francesco di Toppo, i suoi beni e quelli della moglie Wassermann sono donati al comune di Udine. I primi interventi di restauro risalgono agli anni 1990, a cura dei beni architettonici del Friuli Venezia Giulia, Pordenone, seguito ai danni del terremoto del 1976. Dal 2005 il comune di Travesio e la provincia di Pordenone, che nel frattempo ne sono entrati in possesso, hanno promosso il definitivo recupero e valorizzato il castello come testimonianza e bene culturale, aprendolo alle visite. Buona visione! Buongiorno, sono appena arrivata da questo sentiero per arrivare al castello di Toppo. Ne ho sentito parlare da persone che conosco, ma non c'ero mai stata. Dicono che è bellissimo e ha una bella storia. Io sinceramente la storia non la conosco, non la voglio sapere fino a quando non avrò fatto la mia indagine. Una volta fatto l'indagine studierò di chi era e la sua storia. Scusate, c'è vento, è un disastro. È una giornata ventosa, come vedete, sentite, puoi vedere. Come tutti i castelli ha un panorama favoloso. Ok, sta iniziando a piovere, ragazzi, non abbiamo un posto coperto, sarà un po' dura qua, la chiesetta che si trova poco fuori dal castello, molto piccola e purtroppo è chiusa. Vediamo se si apre. Ah no, c'è una chiave, no, non è aperta, vabbè, non importa. Vediamo un po' se riusciamo a entrare.
struttura. Gran parte è crollata e la parte che non è crollata purtroppo è chiusa. Non penso che non potrò entrare perché dove c'è la scalinata e il castello è chiuso. Dovrò chiudere la telecamera a momenti per mettere su impermeabile. Peccato che non lo hanno ricostruito perché secondo me era più grande di questo che vediamo. C'è la salita che porta al cancello. Se non piove tanto farò una sessione. Grazie, mi sta ascoltando il tempo, ha smesso di piovere. Vediamo un po' se è aperto. È aperto, perfetti, entro all'interno del castello di Toppo, almeno qua. Qua è il cartello che c'è scoperto. Da questa parte intanto io non ho letto niente, non so la storia di questo castello, non lo voglio sapere, riprendo quello che c'è scritto sui cartelli senza leggere. Se volete poi lo ingrandite voi, vedete che sta piovendo, quindi ve lo leggete come volete. Questa è la topografia, ma è in inglese. Ok, la parte in italiano è questa per gli italiani. Ok, adesso vado a vedere gli altri, chiamiamo le stanze. I piani superiori non ci sono più. Se c'è ancora qualcuno che abita qui, quando non c'è tanto vento, può lasciarmi qualche frase, qualche parola, raccontatevi. Poi userò un'attrezzatura per farvelo fare, però adesso lasciate un EVP, che sarebbe la vostra voce. Qui c'era il mastio, la torre del mastio. Hanno trovato le monete. Io non leggo,
vedi che sta piovendo. Mi muovo sempre quando c'è il tempo assurdo. Qua, tanto per non sbagliarsi. Qua è dove siamo stati per primi, la prima stanza che abbiamo visto, la prima parte dell'edificio. C'è un corridoio che non so dove porta, si ferma qua, ma probabilmente qua c'erano forse delle scale che portavano su da qualche parte. Ok, qua dove non tira tanto il vento cercherò un posto dove non c'è molto vento e vedrò di fare una sessione con l'EcoVox. Le altre volte ho usato la Ghost Box, questa volta userò l'EcoVox. Allora, prendiamo l'EcoVox, togliamo, allora, metto in modalità aerea, ecco fatto. Guardate voi, modalità aerea, dov'è? Non lo trovo, ecco qua, messo modalità aerea, se si vede perché vedo tutto sfocato. Ok, e adesso cerco l'EcoVox, se me lo fa trovare. EcoVox, dove sei, dove ti ho messo? Eccolo qui. Ok, start, adesso lo regolo. Ok, c'è qualcuno qui? Parlatemi in italiano però. Mi dite il vostro nome e cognome? Perché devo cercare la vostra storia. Toppo era il vostro cognome o il nome del paese? Intanto che voi parlate, io mi metto il giubbino impermeabile perché qua incomincia a piovere. Trovo un posto dove appoggiare la telecamera che non si bagni o che si bagni il meno possibile. Ok. Ok. Mi dite per cortesia i vostri nomi e cognomi e raccontatemi anche la vostra storia, io sto zitta adesso. No, non così tanti, uno alla volta. Uno alla volta. Siete in troppi, uno alla volta. Uno alla volta, siete troppi. Nome e cognome. Uno, inizia a parlare. Non parlate più? Non ci siete più? Ehi, cosa è successo? Uno
uno alla volta. Forza ragazzi, non possiamo stare qua tanto che piove. Per favore, fate accendere questa lucetta, dove c'è la lucetta verde, provate a toccarla e vediamo, provate a toccarla così vedo se ci siete. Non vi fa niente. Perché fate fatica a parlare? Volete che proviamo a usare l'altro strumento? La Spirit Box? Ok, proviamo a usare la Spirit Box. Chiudiamo questo. Ricordo che il telefonino è messo in modalità aerea. Se riuscite ad accendere questo, per piacere toccatelo e fate accendere la lucetta per cortesia. Intanto io cerco la Spirit Box. Dura qua. Mica scaricata. E niente, non funziona. Ragazzi, dobbiamo andare perché sta venendo l'ira di Dio. Non è stata una giornata fortunata. Questo è tutto quello che riusciamo a registrare qua a Toppo. A chiudere. Ma aspetta. Ci stanno salutando. E qua. Ci stanno salutando. Grazie, siete gentilissimi. Non so se siete stati voi, ma penso di sì perché ho tutto chiuso e solo questo è aperto. Grazie. Adesso mi tocca andare via perché è brutto tempo e dobbiamo andare via. Vi ringrazio per avermi dato un piccolo saluto